della BCE il PIL dell'Eurozona potrebbe crollare del 12%, male tutti i mercati europei, l'Istat dice in Italia quasi 8 su 100 in povertà assoluta nel 2019. Decreto rilancio, tocca al Parlamento, Zingaretti ora semplificare, crimi al TG2 su migranti, buon risultato, Salvini meno tasse e burocrazia. Calano ancora i malati in Italia, ma sale il bilancio delle vittime, 262 nelle ultime 24 ore, 111 solo in Lombardia dove aumentano i nuovi contagi. Trump evoca l'ipotesi di rompere le relazioni con la Cina, deluso per l'operato di Pechino sull'emergenza coronavirus, dice di non voler parlare con Xi Jinping. Al via il Salone del Libro che quest'anno sarà solo in streaming, tanti gli autori che hanno aderito. Al TG2 Maurizio De Giovanni, che esce ora con il suo nuovo libro sulla trilogia di Sara, dice: questa è una stasi momentanea, ma tutto ripartirà. Buonasera.